il 20 aprile 1575, sotto una loggia raggiungibile da 2 scalinate laterali, aperta su una triplice prospettiva su una città palladiana, mentre il cielo s'oscura e lontano s'annuncia un temporale, in un proscenio delimitato da 3 alti archi sorretti da colonne corinzie nel ritmo armonico serliano, Paolo Cagliari, detto Veronese, per l'occasione vestito d'un panneggio verde, invita gli ospiti ad accomodarsi ed al tribunale dell'Inquisizione, fuori scena, sedendo nella cappella di San Teodoro con tanto di legato pontificio, con mozzetta rossa simile a quella del personaggio, seduto a tavola con il volto severo, rivolto a scrutare le intenzioni di uno dei cani in attesa dell'osso. E dal tribunale e da noi, Veronese, così suggerisce, come da verbale del processo per eresia, a visitare il quadro. Avvicinatevi, vedete? Io dipingo delle figure. Quel che vedete al centro è Gesù rivolto a Giovanni. Quello che sta staccando una coscia d'agnello è Pietro. Gli altri apostoli attendono il loro turno con curiosità. Nel frattempo, servitori di colore versano il vino. A sinistra ci si accalca, ma ce n'è per tutti. S'alzano i calici ed i piatti passano di mano in mano. Sul lato opposto regna l'ordine garantito dall'alabardiere impegnato a degustare il rosato dal calice di cristallo. Ma cosa ci fa il gatto sotto il tavolo? Chi avrei dovuto metterci? Maddalena che profuma i piedi a Gesù, con la testa sotto la tovaglia? Ed il servo che litiga con il nano? Avrà le sue ragioni. Ha votato il piatto destinato a me anziché fare il burlone con il suo pappagallo. Non me ne turbo. E certo non son stato io a dar botta sul naso al poverino che s'asciuga dal sangue con un fazzoletto bianco. Piuttosto, vi pare il modo d'usare la forchetta per curare i denti a tavola? Chi me l'ha suggerito? È la poverella timorosa che soffre di vertigini, frutti del mio estro. Voi che guardate, cosa aspettate? Avvicinatevi senza timore di tranello. Questo l'ho fatto all'inquisitore, cambiando l'invito, non all'ultima cena, ma a quella di Levi. Salite lo scalone. Un giovane nero vi guiderà. Vi accolgo a braccia aperte. Il vostro posto è a fianco del doge. L'inquisitore se n'è andato. Vi passerà il pane e Pietro l'abbacchio. Gesù vi parlerà guardandovi negli occhi. È per voi che li ho dipinti, e se per un istante avete sentito d'essere con noi presenti, l'opera è compiuta.